buongiorno a tutti, grazie intanto di essere intervenuti. Siamo qui come Regione del Veneto ad incontrare i consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari del Veneto. Sapete che nell'ultimo rapporto Qualivita la Regione del Veneto si è dimostrata la capofila da questo punto di vista, in termini appunto di denominazione e indicazioni geografiche di prodotti agroalimentari vitivinicoli. E perché abbiamo voluto incontrare oggi i consorzi di tutela? Innanzitutto per presentare il ruolo della Regione anche in ambito internazionale. Voi sapete che la Regione del Veneto è socia e partecipa alle attività dell'Associazione delle Regioni Europee che hanno appunto la denominazione di origine, indicazioni geografiche registrate, e questa associazione quindi vede diverse regioni europee partecipanti e all'interno di questa associazione si fa tutto un bel lavoro innanzitutto di analisi ma anche di presidio di quello che è la regolamentazione a livello europeo che riguarda appunto i prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica. Questa associazione si compone di fatto di due parti, la parte istituzionale, di due componenti. La parte istituzionale rappresentata appunto dai governi regionali, nel nostro caso appunto dalla giunta regionale che partecipa a questa associazione, ma anche dalla parte dei produttori, e quindi ogni regione ha dei rappresentanti dei produttori, e oggi siamo qui proprio per farci raccontare e raccontare soprattutto a voi, oltre a quello che già fa normalmente durante lo svolgimento della sua attività, uno dei nostri due rappresentanti, il rappresentante del consorzio, quindi il direttore del consorzio della Siago, che appunto rappresenta i produttori della Regione del Veneto e nell'ambito agricolo. È una funzione, dicevo, anche di presidio, tant'è che appunto questa associazione predispone dei documenti che poi vengono presentati alle regioni, che portano il punto di vista alla Commissione europea, che portano il punto di vista delle regioni, punto di vista su diversi aspetti. Non da ultimo, anzi forse in questo periodo molto importante, il punto di vista anche riguardo all'utilizzo della cosiddetta etichetta frontline che dovrebbe dare informazione al consumatore in merito appunto alle qualità e ai contenuti dei prodotti agroalimentari. E su questo vi ricorderà anche Flavio Innocenzi. Vi ricordo che fino al 7 è aperta la possibilità da parte di soggetti esterni di presentare il proprio parere, il proprio pensiero ad una consultazione che è stata avviata appunto dalla Commissione europea, che è aperta appunto fino al 7 di marzo. E questo oggi è anche proprio per lanciare un invito a far sentire forte la voce della Regione Veneto, dei consorzi della Regione Veneto, quindi dei produttori della Regione Veneto, su questo aspetto, che potrebbe in qualche modo condizionare pesantemente anche il nostro futuro, il futuro soprattutto delle produzioni. Quindi io non perdo altro tempo, vi ringrazio ancora, passo la parola a appunto Flavio Innocenzi, che darà una visione dell'attività che è stata svolta in questi ultimi anni, seppur condizionati da questa pandemia, però negli ultimi anni di vita dell'Associazione delle Regioni Europee, appunto, che hanno denominazione di origine e produzione di indicazione geografica, ma anche che parlerà anche dell'importanza di questo ultimo aspetto riguardo appunto far sentire la voce e anche in merito proprio al lavoro che è necessario fare per tutelare i nostri prodotti agroalimentari di qualità sui mercati internazionali. Prego Flavio, ti ringrazio ancora. Grazie Giorgio, dottor Trentin, benvenuti a tutti. Grazie di essere qua, è anche molto bello finalmente potersi trovare dal vivo dopo 2 o 3 anni abbastanza impegnativi. Allora, oggi cerchiamo di fare il punto sulle attività dell'ultimo biennio
anzi con una prospettiva ancora più indietro, a partire dal 2018, sulle attività fatte in seno ad Arepo, associazione che rappresenta le regioni produttrici di prodotti a indicazione geografica, e vediamo anche quali sono i principali dossier aperti, quindi questa è una cosa molto importante. Ho aperto con questa frase di Marian Salzman, che è del 2007, che anticipa. Marian Salzman è una trend spotter, come si chiama, una di quelle che cercano di prevedere il futuro. Lavora per la Philip Morris, e pensate che la Philip Morris gli ha dato come obiettivo niente di meno che costruire un futuro senza tabacco, quindi per dire come il mondo stia cambiando, no? E lei ha detto nel 2007 il locale sarà il nuovo globale. Secondo me questa frase è quanto mai attuale anche oggi, intesa in senso moderno, perché la sensibilità dei consumatori è cambiata, sono cambiati anche i canali, e quanto mai oggi noi, i produttori di indicazioni geografiche, i consorzi, hanno nel loro DNA tutti i contenuti e le ricette per essere prodotti che sfruttano il nuovo trend. Qualche numero sulle indicazioni geografiche e sulla tendenza e sul perché oggi parliamo di come la protezione e la tutela vada a braccetto con la promozione. Promozione e tutela sono due facce della stessa medaglia. Questa è la risposta. Negli ultimi 10 anni le indicazioni geografiche hanno avuto un trend di crescita a livello mondiale del 162%, ma è un trend di crescita che oggi più che mai ha vari ostacoli davanti a sé, ha vari potenziali elementi critici, ma anche varie opportunità. Non mi soffermo, anche se questo è un incontro tra produttori e consorzi delle indicazioni geografiche del Veneto, non mi soffermo nel dire che il Veneto è la principale regione in termini produttivi di indicazioni geografiche di vino e di cibo, però forse dovremmo dircelo un po' di più, un po' più spesso tra di noi. Allora, due facce della stessa medaglia. Nel 2020 sono state protette oltre 3.000 indicazioni geografiche in Europa, come vedete, con un valore delle vendite molto importante, parliamo di 75 miliardi di euro, poco meno, ovvero il 15% dell'export di cibo e bevande dell'Unione Europea. Arepo, due parole su Arepo, qualcosa ha già detto il dottor Trentin. Allora, è l'associazione delle regioni produttrici di indicazioni geografiche, è una delle associazioni che fanno lobbying in maniera attiva, proattiva a livello europeo, insieme ad Origin, insieme ad EFO, con un qualcosa in più in un certo senso, perché Arepo ha al suo interno sia i produttori sia anche le istituzioni, le regioni, ed ha un know-how anche sulla parte di economia agricola, quindi il know-how di Arepo unito a quello di Origin, che è più specializzato sulla proprietà intellettuale, oggi rappresenta un punto di vista, un asset molto importante, tant'è vero che queste associazioni vengono spesso consultate anche a livello comunitario. Quindi 33 regioni europee e 700 associazioni di produttori per difendere gli interessi. Le priorità politiche del nuovo presidente sono fondamentalmente riguardano la revisione del sistema di indicazioni geografiche nel contesto della politica agricola comunitaria, in particolare nel contesto della politica farm to fork, no? dalla fattoria alla forchetta, dal campo alla tavola, come si dice. E ovviamente il presidio degli accordi commerciali dell'Unione Europea e la revisione della politica di promozione. Io vado veloce perché qua ci sono vari approfondimenti, però mi hanno contingentato i tempi. Da un paio d'anni Arepo ha anche rafforzato il consiglio scientifico, che è gestito dal professor Belletti di Firenze, il bravissimo professor Belletti, che ha come obiettivo quello di sviluppare azioni comuni nel campo della ricerca, dell'educazione e della formazione, e poi dare un sostegno alle indicazioni geografiche, ai sistemi produttivi che ruotano attorno alle indicazioni geografiche a livello locale. Le priorità e la visione a lungo termine di Arepo è una visione a lungo termine che ovviamente abbraccia anche, o meglio cammina a fianco della visione della Commissione, quindi tiene in considerazione quello che sta accadendo nel contesto del Green Deal europeo,
della transizione digitale e del piano di ripresa e resilienza. Quindi l'obiettivo in ultima analisi di Arepo è quello di rafforzare, nel contesto della nuova politica agricola, rafforzare le indicazioni geografiche, ovvero rafforzarne la resilienza, sempre nel contesto del rispetto dell'ambiente. Allora, entriamo nel vivo delle tematiche e poi vediamo quali sono i dossier aperti. Tutela e promozione, due facce della stessa medaglia. Perché? Perché l'Europa ha in ballo in questo momento circa 20-30 accordi di libero scambio che sono entrati in vigore, altri accordi in fase di finalizzazione e 20 accordi in fase di negoziazione, quindi parecchi accordi con terze parti. E perché sono importanti? Perché vengono anche presidiati da parte di Arepo e di Origin, perché l'Unione Europea, la Commissione stima che nei prossimi 15-20 anni l'80% dello sviluppo e della crescita del commercio globale avverrà fuori dall'Europa e quindi automaticamente capite l'importanza di questo. Tanto più in un mondo che sì è globalizzato, però oggi ha parecchie barriere al commercio e non serve che vi dica nulla, insomma. So che c'è qualcuno che ci segue anche dalla Cina in questo momento, che sa bene quanto insomma il paese sia chiuso ora rispetto ai commerci internazionali. Sapete ovviamente quanto sia difficile, anzi impossibile in questo momento di fatto commerciare, fare trading o vendere in Russia. Sapete anche quanto è stato difficile fino all'altro ieri vendere negli Stati Uniti, fino a che non c'è stata la moratoria e poi la sospensione dei dazi introdotti da Trump. Ecco, quindi il mondo è globale ma anche pieno di barriere tariffarie e non tariffarie, quindi sempre più complesso da affrontare. Sorvolando i temi di logistica e di complessità logistica ovviamente. Rispetto ad accordi di partenariato, libero scambio e associazione, quindi ci sono almeno una cinquantina di accordi tra quelli in vigore e quelli in fase di negoziazione in ballo in questo momento, e questa è la mappa. Gli accordi in vigore sono quelli in rosso, quelli che vedete in rosso, mentre gli accordi o le aree dove si stanno sviluppando accordi dove c'è ancora una negoziazione in corso, come per esempio il Brasile, sono quelli in blu. Okay. Di conseguenza c'è un presidio o un tentativo di apertura di mercati molto importante. E ci tengo a dimostrarvi anche che tutto questo non è solo, non stiamo parlando di una cartina geografica, non stiamo parlando di accordi, ma stiamo parlando della possibilità di smuovere fortemente ed indirizzare e di fare la differenza a livello commerciale. Quindi stiamo parlando comunque di grandi numeri. Quali sono quelli principali in corso di accordi commerciali in questo momento? Beh, l'accordo con il Giappone, che è in vigore dal febbraio 2019, e sottolineo il fatto che si tratta di attività di lungo periodo, che spesso nascono 10 anni prima, però per i consorzi, singolarmente o in gruppo, seguire queste attività vuol dire aprire nuove opportunità commerciali, vuol dire aprire nuovi mercati, vuol dire svolgere bene il proprio compito istituzionale. Singapore in vigore dal novembre 2019, Vietnam è stato uno dei primi come inizio della negoziazione, concluso dal Consiglio del marzo 2020, in fase di ratifica perché va ratificato dai singoli Stati membri. Il Messico è stato negoziato complesso, si è raggiunto l'accordo nel 2018 e sostituirà l'attuale accordo globale che era entrato in vigore nel 2000. C'è poi il negoziato sul Mercosur, concluso nel 2019, ma voi sapete che dopo la conclusione, in realtà, la fase finale, la cosiddetta del legal scrubbing, quindi della revisione delle clausole e dei vari dettagli, e probabilmente in realtà è la parte più importante, perché è quella dove si definiscono i dettagli, no? Quindi un conto è la stretta di mano, un conto è la negoziazione in linea di principio, un conto poi quando vai a definire concretamente i dettagli. E siccome nei negoziati spesso c'è un trade-off tra interessi diversi e settori diversi, la fase finale è quella che fa spesso la differenza, anche perché a quel punto si abbassano i toni dell'opinione pubblica
si è meno sotto i riflettori e spesso sono anche fasi a rischio, motivo per doverle presidiare. In Cile avete anche sentito sulla stampa, insomma, nei mesi scorsi quanto la situazione possa essere a rischio. Va detto che insomma, non è necessariamente uno dei mercati più importanti, ma insomma, è uno dei mercati più complessi per le indicazioni geografiche. Australia e Nuova Zelanda altrettanto, perché sono sistemi di common law, quindi assimilabili a Stati Uniti, quindi paesi che in linea di principio non riconoscono le indicazioni geografiche come categoria della proprietà intellettuale, ma sono più focalizzati sui trademark, sui marchi, insomma. Vi faccio un esempio, vi porto un esempio, scusate se gioco in casa, chiedo scusa, però era il modo più calzante per insomma, condividere un esempio di un'attività di lungo periodo che abbiamo svolto come consorzio del formaggio Asiago, solo per condividere la casistica nel bene e nel male, perché ci sono aspetti interessanti, altri più a rischio, però insomma mi piaceva condividerlo. Allora, questi sono alcuni esempi di produzioni che hanno luogo nel Wisconsin, negli Stati Uniti, dove insomma, noi negli Stati Uniti noi riusciamo a registrare l'Asiago, non è riconosciuto come indicazione geografica negli Stati Uniti, abbiamo registrato solo il marchio come certification mark, ma non è abbastanza da proibire l'utilizzo da parte dei produttori locali, e quindi c'è uno scontro nel mercato americano, ma c'è uno scontro a livello mondiale in realtà con loro. E perché? Beh, questo è un esempio, questa è un'indagine del consumatore che abbiamo fatto negli Stati Uniti, e voi vedete che se si chiede quante persone pensano che l'origine sia italiana, il 36% guardando questa etichetta dicono italiana, il 30% statunitense addirittura. Ma se lo stesso tipo di etichetta, sempre di un produttore americano, viene presentata con il tricolore, improvvisamente raddoppia la percentuale di coloro che pensano che l'origine sia italiana. Quindi spesso, anzi quasi sempre, viene inserita capziosamente un'indicazione che faccia immaginare, che sia misleading, come dicono gli americani, che faccia immaginare un'origine che in realtà non corrisponde al vero. Quindi è nostro dovere contrastare questi fenomeni. Il sistema di monitoraggio di protezione oggi è molto complesso e anche strutturato, per cui possiamo dire che in Europa tendenzialmente funziona anche bene, perché c'è un sistema di accordi bilaterali che ci protegge nei confronti dell'Europa, vedete, CETA, Mercosur, Cile, ma c'è anche un sistema intraeuropeo di protezione ex officio, per cui ogni Stato ha l'obbligo di proteggere le indicazioni degli altri Stati, e c'è poi un sistema, non entro nei dettagli, ma comunque c'è anche un sistema doganale che comunque filtra possibili accessi. Ci sono poi convenzioni che sono state fatte con eBay, Amazon e altri marketplace, per cui insomma tendenzialmente abbiamo all'interno dell'Europa un sistema che riesce a proteggere le indicazioni geografiche. Fuori dall'Europa questo accade qualora entrino in vigore accordi bilaterali, oppure nel contesto, vedete, del sistema di Lisbona. Il sistema di Lisbona è nell'ambito dell'OMPI, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, quindi Agenzia delle Nazioni Unite che ha sede a Ginevra. È un accordo multilaterale a cui aderiscono molti stati, che permette attraverso una singola adesione di essere protetti in tutti gli stati che aderiscono all'accordo. L'omologo accordo per i marchi è l'accordo, o meglio il sistema di Madrid. Ecco. Quindi vi ho citato il caso che ci riguarda perché è un caso insomma, combattuto sul campo per molti anni, che ha portato però dei risultati concreti. Per esempio in Messico fino a 10 anni fa era praticamente impossibile esportare per quanto ci riguarda. Perché era impossibile? Beh, intanto il dazio al 120% rendeva proibitiva e difficoltosa la vendita, e poi non era riconosciuto Asiago come indicazione geografica, e gli americani, anzi
esportavano gran parte delle loro produzioni, è uno dei principali mercati di sbocco. Non c'era quindi nessuna tutela di proprietà intellettuale e c'era un livello daziario molto alto. Che cosa è successo? Nel 2014 abbiamo chiesto l'adesione al sistema di Lisbona, quindi il Messico faceva parte di questo sistema, abbiamo iniziato a essere protetti, si è scatenato un pandemonio subito dopo, il Nicaragua addirittura ha fatto opposizione, una serie di produttori americani hanno fatto opposizione e hanno chiesto in Messico di bloccare la protezione di questa denominazione. Ci sono stati vari tentativi, come quasi sempre avviene, i tentativi si sono basati sulla registrazione del brand aziendale unito a quello della denominazione. Quindi sono tentativi di disturbo che si affiancano anche al tentativo di creare un prior use, quindi un uso precedente, ovvero attraverso la commercializzazione di quantità anche limitate di prodotto si può poi dimostrare che quel prodotto è entrato sul mercato. Questi due aspetti, unita a lobbying e pressione politica, di solito sono la strategia che viene adottata contro il sistema delle indicazioni geografiche in maniera molto efficace e anche molto aggressiva. Quindi ci si sono scatenati contro tantissimi produttori, poi nel maggio del 2016 è iniziato il negoziato bilaterale e a quel punto l'INPI, l'Istituto per la Protezione Intellettuale del Messico, ha confermato la protezione. L'Asiago è stato inserito in una classe di dazio al 45% che era ancora troppo alto, era sorprendentemente alto, stranamente alto rispetto alla media degli altri formaggi di analoga tipologia. E anche lì ci siamo attivati perché venisse messo in una classe daziaria più bassa, con un dazio più basso. In sintesi, insomma, addirittura è diventato un caso di Stato, quello dell'Asiago e del Gorgonzola nel Messico. Nel 2016 addirittura è stato fatto un ricorso costituzionale, un amparo come si dice, cioè gli americani affermavano che non avendo fatto il Messico una pubblica audizione nel momento in cui hanno aderito all'accordo di Lisbona, quell'accordo insomma non valeva. Quindi si è scatenato questo caso di Stato. Siamo andati anche in Messico, abbiamo partecipato a varie attività, a varie azioni anche noi, vari incontri, e devo dire che l'ambasciata italiana si è comportata molto bene, è stata decisamente proattiva nel proteggere i nostri interessi. Addirittura l'ambasciatore italiano ha incontrato il ministro del commercio, siamo riusciti a far abbassare il livello del dazio finché nel marzo del 2018 la Corte Suprema messicana ha respinto il ricorso americano giudicandolo illegittimo e poco dopo, nell'aprile se non sbaglio, si è concluso il negoziato, si è concluso a nostro favore, a favore di una serie di denominazioni, con il riconoscimento come indicazione geografica. A quel punto è iniziato l'attività di promozione. Noi abbiamo assunto delle persone in Messico per fare promozione attiva nei punti vendita, nella grande distribuzione, abbiamo cominciato a fare fiere ed è stato anche divertente, nel senso che la presenza degli americani fino a quel momento è stata sostituita dalla presenza di prodotto italiano, quindi da quel momento in poi è iniziata una crescita importante commerciale sul mercato ed è un percorso che insomma secondo me è bello, di esempio di azione istituzionale che un consorzio può fare, non sostituendosi alle aziende, perché il compito del consorzio non è quello di vendere, ma creare le condizioni però per vendere e per aprire nuovi mercati. E il risultato è questo, il risultato è che il Messico è il primo partner commerciale europeo nell'America Latina, con un interscambio di 66 miliardi per quanto riguarda i beni e altri 16 miliardi, 19 miliardi per quanto riguarda i servizi, con una crescita continuativa e prospettive tutto sommato buone, quindi il dazio ormai a livello zero, una protezione ex officio locale e possibilità di export in aumento. La stessa cosa è accaduta in Giappone. Ora non entro in tutti i dettagli, però qui la situazione, seppur diversa, ha seguito un percorso analogo, e cioè abbiamo iniziato con la registrazione negli anni in cui il Giappone non riconosceva le indicazioni geografiche.
con la registrazione comunque abbiamo fatto quello che potevamo fare per tutelare il marchio, perché in quel caso era la registrazione del marchio. Quando è iniziato poi il negoziato, ed è importante essere proattivi, quindi non farsi trovare impreparati, quando è iniziato il negoziato per il libero scambio, poi a parte le solite schermaglie con soprattutto gli americani e qualcun altro, siamo riusciti poi a vedere registrata la denominazione, aprendo comunque un mercato dove oggi la crescita è a doppia cifra. Sono stati dei momenti duri con azioni di monitoraggio sul mercato, e c'è stato un momento in cui abbiamo dovuto fare un'azione contro una grossa catena, insomma grossissima, con un'azione di invalidità, per intimargli di smettere di vendere un prodotto di origine americano. Però è andato bene, ecco, è andato bene finché dal 2018 circa, nel 2018 c'è stato alla fine il negoziato che si è concluso, e da quel momento abbiamo cominciato a fare promozione attiva, entrando in tantissimi punti vendita con prezzi di vendita che sono interessanti, perché al pubblico viene venduto il formaggio. Voi sapete, i giapponesi hanno porzioni piccole, ma il prezzo al pubblico è di 60-70 euro al chilo, quindi insomma un buon margine di ricavo. Ecco, veniamo a noi. Quali sono i principali dossier che ha trattato Arepo? Io sarei tentato, perché sono veramente tanti, sarei tentato di andare alla fine, ma faccio un rapido per vedere quali sono oggi le sfide in corso in questo momento, a partire dal Nutri-Score. Però cerco di fare un excursus sulle cose principali trattate in questi anni. Chiedo scusa, le slide non sono proprio accattivanti, sono veramente tecniche, sono no frills, senza fronzoli, veramente impostate per la discussione. E fondamentalmente nel 2018 c'è stato un salto di qualità quando le associazioni di tutela, Arepo e oggi hanno cominciato a lavorare insieme sugli stessi dossier con punti di vista diversi, ma insieme, e hanno cominciato a monitorare gli accordi bilaterali e multilaterali. Hanno svolto varie osservazioni puntualmente su qualunque dossier venisse messo in discussione a livello comunitario, in particolare nel 2018 sull'OCM 1308, sul regolamento 1151 e sul regolamento 251 sui vini aromatizzati, per portare avanti gli interessi delle indicazioni geografiche del cibo e del vino. Abbiamo dato come Arepo un contributo quando c'è stata la consultazione sulla revisione dell'accordo di Lisbona, quello sulle indicazioni geografiche. Poi Arepo ha partecipato puntualmente all'intergruppo vini ed ha iniziato nel 2018, concluso nel 2019, una guida per la valutazione dell'impatto delle indicazioni geografiche. Questa guida, per chi volesse, è disponibile, chi è interessato me lo dica, mando il link e l'analisi. Nel 2019 si è iniziato, sono stati effettuati monitoraggi di 3 punti fondamentali, quindi il regolamento di modifica OCM, i piani strategici PAC e la politica di qualità, con un documento di posizione puntualmente espresso per ognuno di questi punti. Anche questi documenti sono a disposizione per chi volesse. E quindi nel corso del 2019 e poi nel 2020, in maniera anche difficoltosa, sono proseguite queste attività di tutela in maniera difficoltosa, perché sono state svolte nel 2020 interamente a distanza. Ha partecipato Arepo nel 2020 a 3 gruppi di dialogo su qualità e promozione, agricoltura biologica e sviluppo rurale, ed ha avviato poi tra il 2020 e il 2021 una cooperazione strategica sulle indicazioni geografiche e turismo, e uno studio sulle indicazioni geografiche come ingredienti nelle trasformazioni, nei prodotti trasformati. Nel 2021 sono stati avviati 2 programmi, AgroSmart Global e Moving, rispettivamente per la tutela sul web, tutela intesa come prevenzione di aspetti confusori, oltre che come promozione, e Moving è un programma invece per promuovere le produzioni di montagna. Nel 2021 c'è stato un nuo
sito web inteso anche come integrazione di elementi bibliografici e con una banca dati sulle università che offrono corsi di formazione sulle indicazioni geografiche nelle regioni che sono parte di AREPO. Veniamo a noi. Dopo questa lunga premessa, veniamo a noi. Quali sono oggi i dossier in fase di trattazione in questo momento? Allora, sicuramente il Nutri-Score, e c'è la possibilità di intervenire fino al 7 marzo, quindi fino al lunedì prossimo, all'audizione. Il dossier sulle pratiche commerciali sleali si è concluso positivamente, poi vedremo in che modo. Il Cancer Plan in discussione, che ha degli impatti evidentemente per il Nutri-Score, evidentemente soprattutto per il settore del vino. L'esternalizzazione della gestione delle indicazioni geografiche ad EU-IPO, l'Ufficio Europeo Marchi e Brevetti, adesso poi entro su ognuno di questi punti. Le norme sulla modifica del disciplinare di produzione delle indicazioni geografiche. Dove ci sono i due punti vuol dire che c'è un'attività in corso e documenti disponibili anche per voi. Poi stiamo cercando di agire anche per contrastare o bilanciare il fatto che le indicazioni geografiche siano state di fatto escluse dal piano nazionale di resilienza, sorprendentemente, mentre sono inclusi per esempio i distretti alimentari. Allora forse non bisogna solo nei convegni dire che rappresentiamo 18 miliardi di euro di fatturato alla produzione, che ricordo che non sono delocalizzabili e quindi contribuiscono in maniera sostanziale alla fiscalità nazionale e quindi sono un asset strategico per il Paese. E poi altre sfide sono sicuramente i fenomeni di evocazione dei freeriding, di evocazione che sono tanto più intensi quanto più aumenta la notorietà di un'indicazione geografica. Con l'aumentare della notorietà automaticamente aumentano anche i tentativi di imitazione, inevitabilmente. Ci sono però anche delle opportunità, non solo delle sfide. Intanto la presenza delle indicazioni geografiche negli appalti pubblici alimentari, su cui AREPO si è attivata, è stata proattiva, ulteriori negoziati in fase di finalizzazione, il fatto che nei nostri prodotti ci sia un punto di forza, cioè la famosa sostenibilità o il processo di produzione naturale è insito spesso nei disciplinari delle indicazioni geografiche. E poi una ritrovata sensibilità dei consumatori rispetto ai prodotti di origine. Veniamo ai singoli dossier o alle parti più importanti. Il Nutri-Score, questo è Mr. Nutri-Score se volete. Serge Herkberg è un esperto di epidemiologia nutrizionale. Allora, già epidemiologia nutrizionale, tutto rispetto perché è uno scienziato, però fa venire già i brividi, affiancare l'epidemia alla nutrizione. E questo signore nel 2013, dal 2013 al 2014, ha inventato questo sistema che ormai conoscerete, aggiungendo di recente addirittura la lettera F. Siccome viene ascoltato, in questo momento alcune parti delle istituzioni immaginano addirittura di ampliare al vino la lettera F, legandolo a temi salutistici. Ecco, questo a nostro avviso, ovviamente su questo dossier c'è molta energia in corso, ma anche a livello nazionale peraltro, c'è molta energia in corso per contrastare un dossier che pone a rischio le nostre dominazioni, in quanto semplicistico e tarato sulle esigenze della produzione industriale che standardizza, ma non per nulla tarato sulle esigenze, sulle caratteristiche dei vini o dell'olio o dei formaggi o degli altri prodotti a indicazione geografica. Perché? Allora, qual è la posizione di AREPO? La posizione di AREPO è che le indicazioni geografiche sono beni di pubblico interesse, quindi vanno protette e tutelate a prescindere, hanno vantaggi, è un sistema sui generis che contribuisce allo sviluppo rurale, alla diversificazione dell'economia rurale, al benessere degli alimenti, alla sicurezza alimentare e alla tracciabilità. Ed è rischioso quindi concentrarsi solo sul cosiddetto front of pack nutritional labeling, quindi sull'etichetta nutrizionale frontale, con un sistema e un algoritmo che calcola in maniera standardizzata
un potenziale danno per la salute e non tiene conto invece della quantità introitata a livello quotidiano, della diversificazione della dieta, e quindi non fa quello che noi vorremmo e che chiediamo invece, che è l'educazione alimentare. E quindi diventa fonte di discriminazione e contraddice una parte stessa dei trattati comunitari, diventa fonte di potenziale discriminazione, contraddice le disposizioni del regolamento 1169 sull'etichettatura, che stabilisce che le forme aggiuntive di espressione e presentazione della motivazione nutrizionale devono essere obiettive e non discriminatorie. Invece Nutri-Score fornisce, come avevo detto, indicazioni limitate. Non parla di dieta, non tiene conto del concetto di comfort food, cibo di piacere, insomma. È un calcolo meccanicistico, di sicuro non tarato sulle esigenze delle indicazioni geografiche. La posizione quindi è questa, ci sono e ci saranno nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, parecchie attività a livello nazionale ed europeo. Il 18 maggio a Bruxelles, anche nell'ambito dello European Food Forum, anche io sarò presente, faremo un evento importante parlando di questo tema. Il 15 marzo ci sarà un evento a livello nazionale a cura di Origin Italia in questo caso, e fino al 7 marzo è aperta la possibilità di consultazione, quindi ognuno è benvenuto, non soltanto l'associazione di categoria, non solo i consorzi, anche i produttori. È una consultazione pubblica, quindi invito insomma a partecipare. Ecco, poi c'è una considerazione che volevo aggiungere invece, più personale o comunque frutto dell'esperienza di questi anni, è che non si tiene conto nel lanciare il Nutri-Score, che vi ricordo che è già legge in alcuni paesi europei, non si tiene conto che le indicazioni geografiche sono un'altra cosa, sono una cosa completamente diversa, e cioè il regolamento 1151 sui regimi di qualità dei prodotti agroalimentari e agricoli e anche i trattati europei, adesso lo vedremo, dicono che i nostri prodotti sono parte integrante del patrimonio culturale e gastronomico vivo dell'Unione Europea, quindi vanno protetti tal quali, così come sono. Non possono essere oggetto di considerazioni, di etichettature specifiche ad hoc, perché già all'interno di questo regime si prevede che venga fatto ai consumatori, da parte dei consorzi di tutela in modo specifico, informazione per compiere scelte di acquisto più consapevoli. Quindi altre indicazioni in direzione diversa sarebbero fuorvianti. È prevista l'adozione di norme specifiche per le indicazioni geografiche in materia di etichettatura, norme specifiche, quindi non il Nutri-Score. E poi aggiungo un ulteriore fattore: gli stessi trattati, sia il trattato dell'Unione Europea sia il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dicono che l'Unione Europea rispetta la ricchezza del suo patrimonio culturale e vigila sulla salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale europeo, di cui le indicazioni sono parte integrante. E il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, articolo 167, dice che l'Unione tiene conto anche, per esempio, nelle negoziazioni con terze parti di questi aspetti e rispetta e promuove la diversità delle culture. Perché diciamo questo? Perché quindi le indicazioni geografiche non possono essere messe a rischio, perché viene messa a rischio anche la sopravvivenza, non possono essere messe a rischio da sistemi di etichettatura e da normative parallele create per altri tipi di produzioni, evidentemente. Un altro dossier molto importante su cui Arepo è tuttora attivo e su cui abbiamo bisogno di essere consapevoli è l'esternalizzazione, nell'ambito della riforma delle indicazioni geografiche, l'esternalizzazione della gestione delle indicazioni geografiche a EUIBO, a seconda di come lo vogliamo pronunciare, ma è l'Ufficio Europeo Marchi e Brevetti, con cui premetto c'è un ottimo rapporto costruttivo, e c'è stato la settimana scorsa anche un incontro per sensibilizzare l'Ufficio Europeo su varie tematiche che possono ledere gli interessi delle indicazioni geografiche. In che senso? Nel senso che noi abbiamo bisogno di essere sicuri che fin dall'origine un nome che possa entrare in contrasto non venga registrato.
se è il nome di un comune ed entra in contrasto con l'indicazione geografica ci possono essere problemi. Se è un nome di natura evocativa ed entra in contrasto con l'indicazione geografica ci possono essere problemi. E questi problemi, più che andarli poi a rincorrere, devono essere gestiti fin dall'origine, e quindi in quei casi lì i nomi evidentemente non devono essere registrati. Nello specifico qual è il rischio? Il rischio di esternalizzazione ad un'agenzia esterna dei dossier sulle indicazioni geografiche. Il rischio è che un'agenzia specializzata in proprietà intellettuale, quindi in temi di natura giuridica, non abbia comunque le stesse competenze della DG Agri, che è un soggetto che ha competenze in temi di agricoltura, quindi va benissimo, nessuno mette in dubbio che avranno la capacità di gestire dal punto di vista organizzativo, ma se dobbiamo parlare di viti, se dobbiamo parlare di benessere animale, di stalle o di produzione di frantoi, insomma, con chi ci confrontiamo nella fase di modifica di un disciplinare? Quindi questo è un potenziale rischio. Un altro dei dossier aperti è appunto la norma sulla modifica del disciplinare di indicazione geografica. Qua c'è un documento di posizione, c'è una consultazione aperta fino al 9 marzo, quindi questa è una fase molto calda. Sulle pratiche commerciali sleali mi soffermo un attimo. Sapete che la direttiva 633 è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 198 del novembre 2021, e questo decreto contro le pratiche commerciali sleali cerca di prevenirle nel mondo agricolo e agroalimentare, cioè detta tutta una serie di principi e di comportamenti che vanno evitati per mettere in crisi le aziende agricole qualora ci siano comportamenti contrari ai principi di buona fede e di correttezza, e qualora ci sia quello che accade sovente, cioè una sproporzione negoziale tra le due forze in campo. Allora soffermiamoci per un attimo a quello che accade nel mondo dei consorzi, dove tipicamente ci sono vari produttori di una denominazione e quindi una sproporzione di forze. Gli inglesi dicono tu sei price taker, cioè devi prendere il prezzo che ti fa l'acquirente, che è in posizione di forza e ha un'offerta importante, no? Davanti a sé, e quindi c'è per definizione una sproporzione. Allora l'obiettivo del decreto è di razionalizzare tutto questo. Vero è che i rapporti commerciali è difficile normarli per decreto, e infatti questo decreto raggiunge i suoi scopi in maniera comunque parziale, nel senso che è di difficile applicazione, però intanto abbiamo un punto fermo, intanto abbiamo una normativa, e poi questo decreto per la prima volta anche chiaramente impedisce, esprime il divieto di aste, delle famose aste online, no? Le famose aste al ribasso, che era un meccanismo comunque opaco, per cui quando i nostri produttori offrivano i loro prodotti non sapevano dall'altra parte chi ci fosse, vedevano questi rilanci e chi lo sapeva se dietro al rilancio poi c'era la stessa catena, un altro produttore. Allora, un conto è negoziare una commodity, un conto è negoziare e acquistare un prodotto a indicazione geografica, e questo finalmente viene proibito dopo anni di battaglie e di frustrazioni. Io penso che sia una grande conquista che portiamo a casa, perché il mercato, è vero, deve essere libero, ma non può essere una giungla. C'è poi il programma sulla presenza delle indicazioni geografiche negli appalti pubblici. Su questo tema Arepo ha pubblicato un'indagine, è disponibile se volete, sulla sostenibilità negli appalti pubblici alimentari. Si analizza il panorama dell'offerta, la questione della sostenibilità e la questione specifica delle indicazioni geografiche, che da questo punto di vista quindi possono essere un elemento, insomma, a ragione preferito nell'ambito di questi appalti alimentari. Ultima parte, e concludiamo. Insomma, quali sono? Detto tutto questo, e avete visto che forse varrebbe la pena di trovarsi anche in maniera interattiva più spesso, adesso di riavviare un po' la macchina, i motori e i cicli di incontro e di confronto, però come avete visto, insomma,
Ci sono delle persone, ci sono delle associazioni che hanno a cuore la tutela delle indicazioni geografiche, gli interessi dei produttori e dei consorzi che hanno la fortuna di poter lavorare anche insieme alle istituzioni, insieme alla regione, che non si sono mai fermati e che lavorano magari in maniera non vistosa, ma che cercano di essere laddove si decidono le politiche o comunque laddove ci sono discussioni che poi influenzano il destino dei produttori anche a livello locale, perché bisogna essere laddove si prendono le decisioni. Proviamo a fare una sintesi estrema, ecco, quali sono quindi oggi nel contesto del new normal? Qualcuno mi ha chiesto ma cos'è il new normal? Insomma, è la nuova normalità, quella a cui in sintesi siamo costretti, volenti o nolenti, ad adeguarci, no? Fatta di opportunità ma anche di sfide. E quali sono? Ho fatto una sintesi del tutto personale, ma giusto perché fosse oggetto di condivisione e riflessione. Ci sono evidentemente rischi geopolitici riassunti nell'acronimo che ha di origine militare americana, VUCA, che sta per volatilità, incertezza, complessità, ambiguità. Non vado oltre. Quando l'hanno lanciato sembrava una cosa, ma come? E oggi fa parte del nostro modo di vivere quotidiano. Ci sono i rischi derivanti dall'instabilità geopolitica e dai neoimperialismi a cui dovremo, ai noi, abituarci. Insomma, oggi la Russia con l'Ucraina, un domani forse la Cina con Taiwan o la Turchia con altre zone limitrofe. Ci sono poi i macro trend della politica europea a cui dobbiamo fare riferimento. Sono sicuramente il Green Deal, il New Green Deal. Anche questa fiera vedo che ha parecchi contenuti che approfondiscono questo tema ed è una cosa buona, una cosa bella. La strategia Farm to Fork e poi veniamo alla parte interessante. Comunque negli ultimi 2 anni tutti noi siamo stati spesso chiusi in isolamento in maniera forzata, abbiamo avuto modo di riflettere e di soffrire in un certo senso, quindi la sensibilità e anche il cervello del consumatore è cambiato, perché rifugge oggi tutto quello che genera sofferenza e in maniera anche inconsapevole invece va alla ricerca di tutto quello che produce piacere. Quindi il consumo è diventato più edonistico, ricerca più esperienze piacevoli. Voi sapete che peraltro l'acquisto di impulso appunto avviene d'impulso, perché automaticamente il cervello, la persona prima agisce e poi un minuto dopo scatta la parte razionale. Allora, in questo acquisto di impulso, in questo approccio più provocatorio, basato sul gusto, su aspetti positivi e piacevoli, noi abbiamo molte cose da dire. I vini veneti, penso a questo straordinario patrimonio, i nostri oli, i nostri formaggi, l'ortofrutta, i prodotti che abbiamo. Abbiamo un patrimonio che è estremamente accattivante e quindi credo che un po' per questo, un po' perché saremo costretti, pensate oggi con l'aumento delle materie prime, la difficoltà di approvvigionamento, di logistica, che straordinaria opportunità c'è dal proporre in maniera più attiva l'acquisto, la vendita diretta, no? L'acquisto di prossimità. Volenti o nolenti, questo tornerà in auge ed è già tornato in auge. Con Nomisma abbiamo fatto un'indagine lo scorso anno su come era cambiata la sensibilità dei consumatori e l'abbiamo presentata a Milano lo scorso mese di ottobre. Nomisma ha presentato, Denis Pantini, questa indagine e il nostro consorzio ha presentato la nuova campagna di comunicazione valoriale che sfruttava la sensibilità profondamente cambiata dei consumatori. Cosa cercavano nel 2019? Fondamentalmente già allora insomma, si cercavano prodotti che fossero, i consumatori italiani cercavano prodotti che avessero appunto un'origine nazionale, che fossero rispettosi dell'ambiente, della tipicità, ma queste tendenze si sono esasperate 1 o 2 anni dopo. Durante il lockdown il 22% dei consumatori ha comprato più prodotti made in Italy, il 20% ha comprato guardando la sostenibilità del prodotto, ben il 49% evidentemente eravamo preoccupati per la salute, ha comprato guardando ai benefici della salute. Ma dopo il lockdown, quindi ora, ancora di più, l'importanza dell'origine in termini relativi è aumentata al 49% addirittura, così come è anche raddoppiata l'importanza data ai criteri di sostenibilità.
poi c'è un ulteriore dettaglio, ma oggi insomma non c'è tempo per approfondire questo. La salute rimane una preoccupazione, evidentemente, vedete, è scesa la percentuale, evidentemente è sentita in maniera meno pressante di 1 o 2 anni fa, ma rimane un elemento fondamentale. Quindi questi sono i 3 driver della domanda del New Normal, e vuol dire che noi abbiamo le carte in regola per essere i prodotti del presente e del futuro. Nel corso del 2020 sono successe cose molto importanti, provate a guardare. La variazione delle vendite di prodotti che avevano come claim l'italianità è aumentata, ma è aumentato molto anche la ricerca di prodotti territoriali, DOP, IGP, DOC, DOP, IGP. Quindi la territorialità, la naturalezza, noi ce l'abbiamo nel DNA, sono uno strumento molto interessante per il futuro. Quindi le indicazioni geografiche rappresentano in questa chiave prodotti quanto mai attuali, purché seguano il trend e il filone della sostenibilità su cui l'Europa sta puntando in maniera molto attiva. L'ultima cosa che volevo condividere è anche un po' la campagna valoriale che abbiamo lanciato ad ottobre come consorzio dell'Asiago. Abbiamo detto proprio questo: si chiude l'era del no, l'era della negatività, un ventennio di crisi economiche, di guerre, di sofferenze. Non sapevamo che sarebbe scoppiata poi la guerra in Ucraina, ma vabbè. Abbiamo bisogno tutti di nuovi paradigmi comunicativi. Quindi tutto questo, secondo noi, si poteva riassumere in un termine, che è il sì, che è contenuto all'interno. Paradigmi comunicativi vuol dire basati sull'apertura, il tornare a stare insieme, il tornare all'aria aperta, il tornare nelle fiere, tornare a stare insieme, quindi un approccio un po' più leggero. E abbiamo giocato sul sì, che è contenuto all'interno di Asiago, lanciando l'hashtag sì Asiago dopo, è una campagna che è basata proprio su questo schema qua. Non vi faccio vedere lo spot, sono andato comunque sulle principali reti nazionali. Da ultimo una parola solo di chiusura su Origin, quindi associazione parallela, gemella, che riunisce ormai oltre 600 gruppi, 600 consorzi di Italia in tutto il mondo, ed è importante fare squadra per i motivi che avete visto. Allora, Origin è attiva sugli stessi dossier, però magari cerchiamo di evitare sovrapposizioni, e c'è un tema di cui non ho parlato ma che rappresenta un rischio di cui è bene essere consapevoli e su cui Origin è attiva. Con Origin siamo attivi, ed è quello dei domini di primo e di secondo livello. Ecco, attenzione, perché vi ricordo che i domini web sono fondamentalmente gestiti dall'ICANN, che è una società di diritto privato californiana, americana. Vuol dire che noi siamo in mano a un soggetto privato statunitense, che decide dei destini di tutti noi. E quando dico destino voglio dire destino perché comunque i domini di primo e di secondo livello sono... Il primo livello è il .com, il secondo livello è quello che viene prima, no? Quindi il termine che c'è prima. Nel momento in cui questi vengono liberalizzati, può esserci la giungla. Allora, siamo in pochi a essere attivi su questo tema in Italia, ma guardate che è un tema da cui dipendono le sorti di tutti noi, con casi potenziali viene chiamato cyber squatting, quindi la registrazione a scopo speculativo, quando uno registra un nome, un dominio, per poi chiedere dei soldi. Ecco, i rischi di questo fenomeno, o anche dell'abuso. Pensate uno che dovesse registrare prosecco.wine o garda.wine o asiago.cheese, che male che ci farebbe. Allora, su questo dobbiamo essere attivi e proattivi, e le regole vanno scritte insieme, non possiamo accettare che le regole vengano scritte da altri, e comunque dobbiamo combattere per tutelare i nostri interessi. Ecco, quindi Origin è attivo anche su questi aspetti. Io ho finito, scusate, ho cercato di comprimere tante cose perché erano 2 o 3 anni che ce l'avevo dentro, e quindi sono stato forse eccessivo nel sovrapporre tanti temi, però ecco, tenete presente che la presentazione a disposizione, laddove ci sono
2 asterischi vuol dire che c'è del materiale disponibile, c'è un'analisi, uno studio, e grazie a tutti. Grazie Flavio, in poco tempo ci ha dato tutta una serie di elementi in maniera puntuale, precisa e anche completa, quindi con una relazione dei contenuti. E una cosa, mutuando il suo sì, oggi noi vorremmo iniziare, continuare, ma rafforzando una collaborazione appunto con tutti voi e quindi veramente per riuscire a fare squadra per raggiungere i risultati a cui prima Flavio appunto configurava. Quindi come Regione Veneto noi siamo a disposizione, a me piace quando partecipiamo a degli eventi internazionali, tu cosa fai? Noi siamo dei civil servant, praticamente dei servitori civili a disposizione dei cittadini e dei produttori in questo caso, e quindi questo è il nostro ruolo. Adesso mi pare ci sia una pausa, dopodiché ci sarà la presentazione anche di un progetto portato avanti dal Dipartimento TESA dell'Università di Padova, in modo tale che poi ci sia una condivisione con i consorzi, perché c'è bisogno anche di fare squadra per raccogliere appunto tutta una serie di dati utili anche al lavoro futuro di proposte di modifica e quant'altro, perché il progetto ha proprio l'obiettivo di indagare anche l'influenza dei cambiamenti climatici sui metodi di produzione che riguardano appunto anche i prodotti a denominazione indicazione geografica. Bene, ci vediamo tra 5 minuti e 10.